Buonasera, buonasera a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno a tutti. Quando si dice buongiorno è perché il giorno, il comizio di mattina buon'ora è già fino a sera. Eu quero saudar a secretária de Educação, em nome dela, todos os secretários presentes, ao presidente da Fundação Terapeuta de Cultura, os diretores de escola, as professoras, funcionários municipais, as mães e presentes, e todas as crianças. Dizer que dentro do programa do nosso principal Festival de Talentos continua a mesma jornada de filosofia. Eu estou falando em português, embora seja para falar italiano, para que as crianças tenham o direito, porque depois as apresentadoras falarão em italiano. Esse dia, que é mesmo jornada, e amanhã continuará, e será também essa jornada, e com isso vai dar um dia inteiro, hoje com algumas escolas, e amanhã com outras, com várias apresentações. Isso é para que as crianças participem também da Semana do Município. Essa Semana do Município, onde envolve hoje as crianças, é para despertar o interesse pelo teatro, pela música, pelas danças, enfim, despertar as crianças para o amanhã. Isso é muito importante, esse trabalho que as professoras estão fazendo, que as mães também estão dedicando, trazendo as crianças aqui, e dizer que nós gostaríamos que incentivassem a falar o nosso italiano vêneto, porque é muito melhor, além de falar o português, falar também a outra língua. É muito melhor falar duas do que uma. E é por isso que nós estamos aqui hoje pedindo para que as crianças prestem atenção naquelas crianças que vão apresentar, porque é aqui que surgem os líderes. É assim, desde criança, que se formam as pessoas que amanhã serão professores, que serão professoras, que serão dirigentes municipais, enfim, que levarão adiante o progresso do município. Dito isso, nós estamos dando para a primeira jornada da plateia e agradecemos a todos pela presença. Obrigado. Buongiorno bambini, è con molta allegria che siamo qui altra volta insieme di voi per festeggiare il 33° compleanno di nostra città Serafina Corrêa. Tutti noi sappiamo che questa è la settimana della cultura italiana e che questa è la mezza giornata dei Tosatei, nella sua prima edizione. Siamo molto contenti
contenti di stare con voi e aspettiamo che in questa giornata potremo divertirsi tutti insieme. Cominciamo allora con le presentazioni di oggi. Come primo numero chiamiamo il rappresentante della Scuola Carnero di Campo, a terza serie 30. Battiamo le mani per questo bello gruppo. Vogliamo ricordarvi che questa sera nel Club Gausso avremo i cantanti di cappella. Nel Club Gausso questa sera i cantanti di cappella. Bambini, voi siete il sogno e la speranza di giorni più felici per il nostro paese. Per questo siamo qui oggi insieme, per festeggiare l'emancipazione del nostro municipio, perché voi siete il futuro di questo. Come secondo numero di questa giornata chiamiamo i bambini della Scuola Carnero di Campos che vuole presentarci un po' d'arte scenica. Con il gruppo della sesta serie 60 loro ci presentano un numero intitolato La più furba. Questa è la sesta serie 60 con La più furba. Allora, salvazioni per loro, battiamo le mani. Buongiorno, volevo presentare
avea 3 belli fiori, tutti con il moroso e pieni di voglia di maritarsi. Una domenica, quando Risea della Cesa, le tose gli ha dato un ultimato su padre. Adesso ascoltiamo la storia. Mi malò la schiena. Ah, allora ti offro. Va, vuoi maritarmi? Cosa? Vuoi maritarmi? E anche a me. Anche a te? Sì. E sì che sì dove c'è. Anche a me. Anche a te? Sì, anche a me. Roba di farti capire. O altre siete tutte matte. Volete fare questo fuoco, vecchio? No! Ma soldi ma che ne avevo mia! Ma no! Ma vuoi maritarmi? Ma soldi ma che ne avevo mia! Ma non corre via tanti soldi! Ma soldi per trombare la dota a tutte le tre? No che ne avevo! Ma femo così! Maritati una alla volta! Prima me! No, prima me! Prima me! Di farmi di mal sacramento. Va, fa una domanda. Quello che me l'ha fatto ricetta si marita prima. Sì, pupà. Ora cito, la domanda va a essere questa. Cosa bisogna saper far maritarsi? Prima sì che cito la più vecchia. Saper fare tutti i lavori. E sì, che cito la seconda. Fare le strisce di fiori. Sì che si marina così. Quelle due lì le semassa bauche e non la sa mia niente. Sì, rumiti con tuo cuore. Sì, che si to la c'è. Cosa bisogna saper per maritarsi è volervi gran tanto bene all'uomo e incontentarlo poi. Ecco, la c'è si marita prima. Per maritarsi bisogna tanto amore e rispetto. Per maritarsi bisogna tanto amore e rispetto perché è un sacramento sagrato del Signore, fatto per tutte persone che dopo del sì non può mica tornare indietro. Parliamo un po' del programma della settimana della cultura italiana. Domani al pomeriggio abbiamo la seconda edizione della mezza giornata dei Tosatei. Il rappresentante del distretto di Silva Jardin con il gruppo della scuola Marcos Rampi con il bailado, o baile da vassoura.
Battiamo le mani per questo bello gruppo. Escolhido pela Escola Estadual de Primeiro Grau Padre Marcos Rampi de Silva Jardim é o baile de nossos antepassados. A maioria de nossas famílias tem descendência de italianos. Queremos mostrar aos demais colegas um pouco da tradição e costumes de nossa gente. Os bailes de antigamente geralmente eram de dia, devido à falta de energia elétrica. Para
Ricordiamo la storia, parliamo italiano. Questo evento ha il patrocinio della Prefettura Municipale di Serafina Correa, Coca-Cola, Birra Kaiser e Caramelle Pecin. Apoio Fondazione Serafinense della Cultura, Secretaria Municipale di Turismo e Desporto e Secretaria Municipale di Educazione e Cultura. Ricordiamo anche che durante questa settimana si succederà l'ottava cantoria italiana. Il primo incontro da imprensa veneta do Brasil, la quinta-feira do artesanato e produtos coloniais. Come ultimo spettacolo di oggi, di questa giornata, chiamiamo un gruppo della scuola Carneiro di Campos, gli alunni della quarta serie 40, con la canzone Una casa. Senza cucina non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento, non si poteva andare a letto, in quella casa non c'era niente, non si poteva fare a pipì perché non c'era l'asilo lì, ma era bella, bella da senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento, non si poteva andare a letto, in quella casa non c'era il tè, non si poteva fare pipì perché non c'era l'asilo lì, ma era bella, ma era bella, bella davvero. Per fare la salvazione finale. É uma grande satisfação estar qua com voi e vedere la contentezza desti bambini. Non posso andare a casa senza dire un ringrazio ai popoli di Silva Jardim, della scuola agricola e della scuola Carneiro de Campos, un ringrazio grande ai suoi direttori, ai suoi maestri e anche a Citosete, che também attraverso rappresentare questa tarde. Adesso cada alunno procura a sua professora para ganhar balas.
tutti che i giorni 30, 31 avremo la ottava cantoria italiana, che è il punto massimo del nostro festival. Ingressi sono di 50 fiorini. Cominciamo ora con le presentazioni di oggi. Come primo numero chiamiamo gli alunni delle scuole municipali Professor Gianni Benedetto.
Presentiamo adesso come secondo numero i bambini dalla scuola municipale San Luis. Rappresentano il teatro di Leone Mallato. La ossa le cascate non è fiata, e patate di d'estate celeste, seriamente in pena, e come non poteva camminare, lei era grisa presa a fare, vedendosi degli puri, la gaffa in sampare. L'evento ha il patrocinio della Prefettura Municipale di Serafina Correa, Coca-Cola, Cerveja Kaiser e Caramelle PC. Apoio della Fondazione Serafinense della Cultura, Segreteria Municipale di Turismo e Esportes e Segreteria Municipale di Educazione e Cultura. Adesso chiamiamo i piccoli bambini del presto A. L'esibizione dei diversi pochi che ha contribuito con la nostra cultura. Os portugueses. As atividades são
as bases institucionais, administrativas, políticas, sociais e morais, o estilo arquitetônico de vilas e cidades são elementos folclóricos, assim como determinadas comidas. Até uma marmita em português. Os italianos aqui chegaram com sua força e vontade de ficar e trabalhar. Vários grupos chegaram antes de 1891, mas foi a partir dessa data que houve a grande migração, com a entrada de mais de 60 mil italianos, de um total superior a 11 milhões de imigrantes. Fixaram-se principalmente em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A cidade de São Paulo foi a região de maior atração, devido ao café, o que a tornou tão italiana como a própria Itália. Não podemos esquecer que eles também contribuíram para a industrialização desse estado. Una salvazione per gli italiani.
Rio Grande do Sul são conhecidas como gaúchos. Mas o tipo do gaúcho é principalmente o que vive na região da campanha. Homem de estância e uma bombacha, chapéu de altas largas, lenço, botas e espora. Gosta muito de andar a cavalo, gosta de dançar e sua bebida preferida é o chimarrão. Saudações, Rio Gaúcho! Primeiros imigrantes a chegarem ao Rio Grande do Sul começaram a chegar ao nosso estado por volta de 1824. Vieram através de navios. A princípio, dedicaram-se à agricultura, cultivo do fumo. Estabeleceram-se em São Leopoldo. As primeiras cidades alemãs que surgiram foram São Leopoldo, Novo Hamburgo e Santa Cruz. Os negros vieram para o nosso estado com os primeiros tropeiros e, posteriormente, aqui chegaram aos milhares, como escravos. Várias palavras de origem africana foram incorporadas ao nosso idioma, como cacipa, capenga, gambá, chimbé, tunga, mogambo. Na culinária herdamos delícias como o mocotó e o tibério. No vestuário, o gosto por enfeites, como colares, guia, brincos, berloques e turbantes. Cultos religiosos, como a Umbanda, a Quimbanda e o Batuque, são de origem africana. E muitas divindades desses cultos foram sintetizadas com santos católicos impostos dos negros. Imigrantes espanhóis. Entre os principais grupos que migraram para o Brasil se encontram os imigrantes espanhóis. Há uma década da virada do século, alguns milhares de espanhóis decidiram investir em um futuro desconhecido e promissor, à frente a facilidade de progresso econômico que o novo continente oferecia.
si succederà la Eterna Cantoria Italiana, il primo incontro della imprensa veneta nel Brasile, la quinta fiera dell'artigianato e prodotti coloniali, il nuovo Festival da Massa e tante altre attrazioni. Ricorderemo la storia, parleremo italiano. Adesso il numero seguente è della scuola municipale Stellina Malvini.
bambino di nome Mario, sua sorella Elena Pagani. Sulla squadra per la nonna, vedo la luna, vedo le stelle, vedo Caino che fa lo spitello, vedo la tavola apparecchiata, vedo Caino che fa la frittata. Il 31 avremo l'ottava cantoria italiana, il punto massimo del nostro festival. Ingressi sotto 50 fiorini. Ricordiamo anche che il venerdì prossimo, giorno 30, alle 2 nel Museo dell'Ingretti avremo l'apertura dei luoghi con la presentazione del progetto Via Genova. Andiamo tutti a visitare questo museo. Adesso chiameremo gli allievi della scuola Sant'Anna con un gruppo di bambini, i negozianti di capelli. Il venditore dei caffè. Severina era un venditore dei caffè. Un giorno Severino a
ricordo quando le maestre con la Dea chiamavano un gruppo di bambini della scuola Manotto. Loro non ci presentano la traumatizzazione, ricordi dell'infanzia.
Educação e Cultura de São Jorge, professora de italiano e a esposa do prefeito municipal de São Jorge, com um grupo de crianças aqui presentes. Professora, você vem aqui pertinho para buscar as balas para as crianças. Vogliamo ringraziare la presenza di tutti i bambini